Buongiorno a tutti, ben ritrovati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica Che fine hanno fatto. Oggi riapriamo la parentesi sulle squadre straniere e forse un po' l'emblema delle squadre dimenticate degli anni 90 all'estero è il Deportivo La Coruña. Qualcuno me l'aveva suggerito nei commenti di parlare del Deportivo La Coruña e io giustamente ho risposto. Il Deportivo La Coruña è scritto a caratteri cubitali nei miei appunti perché ha una storia veramente particolare. Io partirei dal palmarès del Deportivo La Coruña, squadra spagnola bianco-blu che negli anni 90 ha davvero raggiunto l'apice, il picco della sua storia, un po' come il Parma, anche se ha vinto meno degli emiliani. Vi leggo il palmarès: uno scudetto, quindi la vittoria della Liga nella stagione 99-2000, 2 Coppe del Re, quindi 2 Coppe di Spagna nel 95 e nel 2002, 3 Supercoppe nel 95, nel 2000 e nel 2002, Supercoppe di Spagna ovviamente, e ha partecipato a 5 edizioni consecutive della Coppa dei Campioni della Champions League dal 2000-2001 al 2004-2005, con la semifinale raggiunta nel 2004. E io ovviamente da tifoso del Milan non è che abbia tutti questi ricordi particolarmente positivi del Deportivo La Coruña, ma credo anche i tifosi della Juventus, perché Milan e Juventus hanno affrontato tante volte il Deportivo La Coruña negli anni nelle coppe europee e tante volte gli spagnoli hanno prevalso sugli italiani. Io ricordo un'eliminazione della Juventus per mano del Deportivo La Coruña, mi ricordo l'eliminazione storica del Milan, uno dei primi video di questo canale lo potete ritrovare a giugno scorso, fu proprio il tracollo del Milan in casa del Deportivo La Coruña nel 2004, quando proprio gli spagnoli raggiunsero la semifinale persa poi col Porto di Mourinho appunto nel 2004, ma il Deportivo La Coruña fu anche il killer, chiamiamolo così, di Alberto Zaccheroni sulla panchina del Milan a febbraio-marzo del 2001, quando la Champions League era strutturata con 2 gironi iniziali a quell'epoca. Nel secondo girone il Milan fu eliminato dal Deportivo La Coruña all'ultima giornata, la partita finì 1-1 a San Siro. Il Milan doveva vincere assolutamente per qualificarsi, invece pareggiò 1-1 e Zaccheroni fu esonerato il giorno dopo da Berlusconi. Fu un po' la goccia che fece traboccare il vaso di un rapporto non più idilliaco fra presidente e allenatore, ma la mano che giustiziò Zaccheroni fu proprio quella del Deportivo La Coruña, che in quegli anni era stato soprannominato il Super Depor per le vittorie e per i grandi risultati, nonostante non fosse una squadra con grande tradizione dal punto di vista calcistico neanche in Spagna, perché gli anni consecutivi nella Liga iniziarono all'inizio degli anni 90, quindi era una squadra, vi ripeto, un po' come il Parma, che aveva contato poco fino al 1990 e che poi invece si affermò tantissimo fino più o meno alla metà degli anni 2000. I problemi sono iniziati nel 2011 con la retrocessione in Segunda División, quindi la Serie B spagnola. Lì è iniziato il calo, il declino, e è iniziata un po' un'altalena tra Liga e Segunda División, con retrocessione, immediata promozione, nuova retrocessione nel 2013. Nel 2014 altra promozione, nel 2018 un'altra retrocessione, arrivò addirittura Clarence Seedorf, non so se tutti lo ricordano, a metà stagione non riuscì a evitare la retrocessione di nuovo in Segunda División, e nel 2020 addirittura la retrocessione in terza serie, da cui mancava da quasi 40 anni, da 39 anni. E sono passati anche diversi anni prima che il Deportivo riuscisse a tornare quantomeno in Segunda División, in Serie B. Nel 2023-2024 c'è stato il ritorno in quella che possiamo definire la Serie B spagnola, e oggi si trova proprio in Segunda División. Non è ancora attrezzata per tornare in Liga, quantomeno non lo è stata in questa stagione 2024-2025 che ha chiuso con la salvezza. Vediamo quando riuscirà a tornare. Io vi ricordo soltanto che negli anni 90 nel Deportivo, a parte che c'era l'allenatore storico Irureta, che è quello che aveva portato i risultati migliori, ma vi ricordo anche i giocatori celebri, da Bebeto all'inizio degli anni 90, Mauro Silva
Jalminha, poi Fran, Valeron, Derlei, che erano un po' gli eroi del Deportivo che arrivò in semifinale nel 2004. O Derlei era del Porto? Mi sa che Derlei era il giocatore che segnò sul rigore la semifinale contro il Porto. Poi Porto e Deportivo certe volte quasi si confondevano perché avevano la stessa maglia e ottenevano gli stessi risultati. C'era Roy Macai, ecco, nel Deportivo La Corugna. Detto questo, è veramente una delle squadre che è caduta più in basso nel corso degli anni, dopo aver avuto davvero anni molto molto celebri sia in Italia sia in Europa. Affrontare il Deportivo La Corugna tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 era veramente tanto complicato per tutti, e per le squadre italiane in modo particolare era davvero una squadra molto difficile da affrontare, pubblico molto caldo come spesso accade in Spagna, ma era un pubblico che probabilmente si rendeva anche conto che quel ciclo lì forse era ripetibile, forse no, se lo sono goduti il più possibile e forse hanno vinto anche meno di quello che avrebbero meritato, e hanno seminato più di quello che hanno raccolto. Il Deportivo La Corugna oggi è nella Serie B spagnola, nella seconda divisione. Io sono convinto che prima o poi la rivedremo nella Liga, e chissà che un giorno non la rivedremo anche in Europa, e che non possa aprire un nuovo ciclo come in fondo è accaduto al Bologna, ad esempio, che è tornato in Europa dopo tanti anni. Potrebbe riaccadere al Parma, e chissà che non possa riaccadere al Deportivo La Corugna. Questo è lo scrigno del calcio, questa è la storia del Deportivo La Corugna. Ogni settimana analizziamo una squadra dimenticata, che è stata celebre per qualche anno e poi ha avuto delle difficoltà ed è caduta nelle serie minori, sia italiane che estere. Abbiamo affrontato l'Amburgo e giustamente mi ricordavano nei commenti anche il Bordeaux, anche se non in questa rubrica ma così con uno speciale. Oggi abbiamo parlato del Deportivo La Corugna, lunedì prossimo forse torneremo a parlare di una squadra italiana. Vediamo. Ciao a tutti.